amici di Area TV, sono Caterina di Accademia d'Arti di Scanto. Siamo qui al Castello di Sanguinetto, al teatro, per il Premio Internazionale Zinetti. Vincitori del Premio Zinetti, la 19ª edizione. Il concorso è iniziato martedì scorso con il concerto di apertura con il duo Beta Nicolini, violoncello e pianoforte, secondo classificato dello scorso anno nella categoria ensemble. Come tradizione ormai da qualche anno, tutte le fasi del concorso si svolgono qui a Sanguinetto e quindi mercoledì le eliminatorie e lo stesso giovedì, e poi sono seguite le semifinali e le finali. Con ieri la giuria si è riunita l'ultima volta, io sono passato ieri verso le 19 e erano ancora in camera di consiglio per valutare il vincitore della 19ª edizione. Anche quest'anno abbiamo avuto un gran numero di partecipanti, sono circa 77, provenienti un po' da tutta Europa e in modo particolare anche dal Giappone, dalla Corea del Sud e dalla Russia. Anche quest'anno le più importanti istituzioni della Repubblica ci hanno onorato di importanti riconoscimenti, in particolare la medaglia del Presidente della Repubblica al primo premio solisti, la medaglia del Presidente della Camera dei Deputati al primo premio ensemble e la medaglia del Presidente del Senato alla più giovane finalista solista. Sono presenti in sala, e li ringrazio per la loro partecipazione, il consigliere regionale Bruno Cenci, lo ringrazio perché è sempre vicino alla nostra amministrazione, Presidente della 6ª Commissione regionale Cultura. E ringrazio anche della presenza il sindaco di Bonadico, di Nogara, e il consigliere di Cerea, Pissoli, Pietro. E questa sera noi vogliamo dare uno spazio importante ai giovani che si sono appunto sfidati in questi giorni, e quindi la mia presentazione sarà molto breve. Sentiremo subito i due solisti e poi l'ensemble. Solisti: Cecilia Datti, arpa italiana, Samuele Telari, fisarmonica, sempre italiano. Ensemble: duo Fournier-Rizier, violino e pianoforte. L'ordine è puramente casuale, scusate, non è un ordine di vincitori, per cui poi verranno premiati poi indipendentemente da quando si suoneranno. Quindi io vi auguro una buona concerto a tutti e ci sentiamo più tardi alla termine dell'esibizione per la premiazione dei vincitori. Grazie e buona serata. Categoria solisti con punti 94 a Cecilia Zacchi. Consegna la targa l'amico Vittorino Cenci, sempre a Cecilia. Zacchi, secondo premio internazionale Zinetti,
Complimenti intanto. Che cosa ti aspettavi dal concorso e dove vorresti arrivare con la musica? Beh, innanzitutto il concorso ci ha dato grandi soddisfazioni. Quello che mi aspettavo appunto era un giudizio obiettivo da parte di esterni, è stato molto utile, e obiettivi per il futuro probabilmente anche ripresentarsi un altro anno, no? Chissà, e continuare gli studi. Grazie, grazie davvero e complimenti ancora. Ensemble è il gruppo svizzero, i nostri amici svizzeri che non conoscono, non capiscono nulla di italiano. Categoria solisti. Stessa domanda a loro, per favore. Falla con il microfono così siamo certi di fare la domanda. Le maître Dara voulait vous demander pourquoi vous avez décidé de venir à faire un concours, pas seulement le nôtre, mais pourquoi vous voulez faire. Qu'est-ce qui vous pousse? Hanno già detto tutto. Le loro risposte. No, guarda, nei 4 giorni di concorso, ogni volta che facevano domande in italiano mi dicevano sempre non ho capito. Come hanno fatto adesso a capire? Poi c'era il turbo durante i 4-5 giorni per ascoltare magari cosa diceva la giuria. C'est un objectif, évidemment. Perché no?
medaglia del Presidente della Repubblica a Telari Samuele, punti 97, primo premio. Salve, siamo con il vincitore del premio internazionale Zinetti, Samuele Telari, viene da Spoleto. Che cosa ti aspettavi da questo concorso? Sicuramente un'alta qualità come c'è stata, diciamo, dei concorrenti, tutti molto giovani ad un livello altissimo, una giuria competente ed obiettiva qual è stata, dimostrazione che siamo arrivati solo in 3 nelle 2 categorie, solisti e ensemble. E poi quello che è venuto, cioè sono partito, diciamo, speranzoso, poi è andata bene, ma cioè, è la storia di ogni competizione, poi quello che avverrà dopo vedremo. Grazie. Cosa che adesso tra un attimo vedrete al comune di Sanguinetto. Quindi io direi, ti lascio il microfono 2 minuti e poi magari facciamo vedere di cosa si tratta. Beh, sostanzialmente, come diceva prima il maestro Darra, ormai amico, è stata una casualità perché ho appunto questi disegni che rappresentano tutto il musicista di Sanguinetto, dipinti dal fratello Silvano Zinetti, e così poi ho detto la cosa più giusta, mi sembra più corretta donare all'amministrazione comunale, e mi ha consigliato bene il maestro Darra di consegnarli all'amministrazione. Diciamo questo. Direi di apriamo e vediamo di cosa si tratta. Ecco, sostanzialmente sono disegni che rappresentano tutti i maestri musicisti, sono datati, c'è un cartiglio Sanguinetto 1901 e sono anche dipinti nel retro, cioè quindi la combinazione sono dipinti da 2 parti che rappresentano appunto scene di musicisti. Certo che siano stati dipinti da Silvano Zinetti. Da Silvano Zinetti, sì. Ecco, e rappresentano vari musicisti veneti. Sì. Dove li ha trovati? Prego? Scusi, dove li ha trovati? Ma li ho trovati una casualità di un mio amico collezionista e che sicuramente avrà ancora qualcosa, spero, di appunto di Sanguinetto. Ecco, qua c'è il cartiglio che Silvano Zinetti 1901. Io credo di aver detto tutto, lascio la parola al sindaco per concludere la serata, però devo dire un'ultima cosa quando tu hai finito. Si è dimenticato 2 ringraziamenti. A parte, come vedete, un piccolo problema di discriminazione di genere nella tua accademia. Vedete che sono tutte donne. Allora, no, sfatiamo il mito. Non scelgo io le persone che vengono a lavorare in discanto, per cui sono tranquillo. Noi vogliamo innanzitutto ringraziare te perché sei sempre disponibile con l'amministrazione, anche nei precedenti premi edizioni sei sempre disponibile, ti chiamo senza problema, quindi io farei una cosa al maestro Darra perché... Noi, amministrazione Accademia del Scanto, quindi vi rimandiamo al prossimo anno per la 20ª edizione, come dicevo poc'anzi. Auguro a tutti una buona serata e mi auguro che siete stati contenti di tutta la manifestazione, perché da parte dell'amministrazione siamo stati veramente soddisfatti dell'organizzazione e anche del bellissimo risultato ottenuto. Grazie, buona serata a tutti. Quest'anno è stata un'edizione molto particolare, è stata un'edizione particolare perché per la prima volta negli ultimi anni non sono stati consegnati i 3 premi, purtroppo né nella categoria solisti e tantomeno negli ensemble. Questo perché volendo innalzare il livello del premio
abbiamo cercato di arrivare veramente all'assoluto, in modo da poter presentare i concorrenti che sono stati premiati nei più importanti teatri nazionali ed internazionali, dove evidentemente viene richiesta una qualità assoluta. Primo passo per fare veramente di questo premio un premio internazionale a tutti per gli essere effetti. qui con noi al Premio Internazionale Zinetti. Cosa ne pensa di questo concorso, come pensa sia andato e prospettive per il prossimo anno? Sì, quest'anno abbiamo celebrato la 19ª edizione del Premio Zinetti, un anno molto difficile per i tagli imposti sia dal governo centrale che dalle difficoltà che tutti i comuni hanno in questi periodi. Però è stato un concorso molto bello, organizzato sempre con l'ottima collaborazione di Accademia d'Arte di Scanto, che ha avuto un grande successo perché ha visto crescere i partecipanti in 77 concorrenti provenienti un po' da tutta Europa, e anche da Russia, dal Belgio, dalla Spagna, Germania, Austria e poi anche Corea del Sud e paesi anche quindi extraeuropei, e quindi sicuramente una grande soddisfazione per noi ma anche per Accademia, che ci appoggia sempre in modo molto positivo e propositivo. Il prossimo anno festeggeremo il 20° anniversario della fondazione di questo importante premio per il nostro paese, quindi sicuramente abbiamo già in mente diverse idee che ora non svelerò naturalmente per motivi di riservatezza, ma che sarà veramente un'edizione molto speciale, quindi ci stiamo già lavorando, perché il lavoro che ci impegnerà per il prossimo anno vogliamo appunto svilupparlo bene, quindi già iniziare subito domani. Grazie.